mia, un'inizio veniscitica, mia gente mossa s'arrosica, dice un proverbio la notte ruppa, ci metta mezzo che non ci fuffa intanto a mia, un'inizio veniscitica. Io non mi conoscete. È possibile? Io non ho preparato, non ci devo parlare. Ma non è che proprio me la sto possibile che questa cazzata di maniera. Ma è che ci pensavo a qui. Maschera da cartone, non sogno una regalo. E perché se mi sa maschera? Canete, ma questa mascherata non faceva voce. Bene, me lo torni. Sta dicendo la missa. Ah, signor Bernardazzi, e quanto dura sta missa? E che ne sa, ci ho fatto pure la missa. C'è la predica, c'è la comunione, c'è un censimento. Tanto meglio. Voglio malare, basta che non parlate, non dice niente. Ma che sta dicendo? Che sta buttando quella lì? Tu mira, basta che non ci dice tutto, non ho visto queste robe. Ma che tutti i roboni di diavoli? Cosa fa? Un diavolo, come ci dice voi. Un diavolo, per serio. Gesù Giuseppe Maria! Gesù Giuseppe Maria! Ma per serio, maledetto, poi hai un dolore di testa. Che lingua lorda che hai. Ma che mamma mia! Ma che fase! Affrontalo! Ma proprio, state mangiando, che causi? E un niviglio! E poi sono tu! E che tu puoi assai lei? E date una cosa proprio, dove stai morendo tu fritto? E che ci posso dare? La donna capita dove ci cappellando! E date una sapona, dove stai morendo? E che fare con chi sta accadendo? Non tu io stesso da sotto, ma già la sapevi. Che fa? Ma già la sapevi da sotto, ma non tu lì. C'è la condizionata! Ma che cavolo mi ci faccio? Oh, la potete malare, basta che non parlate. Io non ne, caccia solo volta moneta senza più una moneta. Io un portafoglio. Un portafoglio, un veste. Ma rubato, un portafoglio, ma rubato, sanno da là. Ehi, scomunicato! Questa è casa santa e non so bestemmia! Oh, portafoglio, un bello portafoglio di soldi, 800 lire c'era da inizia. E chi sto capire? Ma, un fazzoletto di fibbana a mie passioni. Come mancava? Ma che freddo che fa queste cose? Freddo, papà, ciao, profumo. Ma qui non ci può attaccare. Sì, io che ci pensavo a qui. Io ho fatto fuori. Sai mai, ci rubato? Io sono consumato, Caterino. Sono consumato, non so come moglie Dio mi scansa libera. Che se Maria Dio me ne scansa, come la sapete sua moglie da usare del da offrire Ma devi la carne, una cosa, non fate da tempo. Io lo sto facendo completo. Va bene? Andate a tagliarsi San Filippo, tutta l'Attia, a Normanca, la prima volta. E che fai? E noi qua, andavo con questa dice no, dice un gatto interrotto mascherato, ci buttate visti, e poi facete dare di me, la sigla la sai da. C'è molto fortunato. Se questi di mascherato ma se ne va 1 milione. Se il signore da mascherato, ma specciato però. Spicciate. Ma che mi vediamo? A pure mi vediamo. Per favore, magari la come vorrei dire, non mi spiegate più. Forza, vediate le robe con il quantore, ma spicciate. Ma non mi metti mani in corno. Oh, è che per me, sempre tocca, una mano come si fa sbagliare, minchia no, giapponese, Quindi ti incorno non me l'ho visto mai non tu. Ma magari che si freddo, mi non solo Gesù Cristo da croce, mi manazziamo di chiave. Gesù Cristo da croce, non sa come Non il nome di Dio in vano, E qui stanno andando, io stai prendendo a Madonna, Signore che mi ha visto aiutare, voi siete tutto scrupolati, appena avete una mano in collo, vincerò un silenzio, state per scantare, datemi una purtroppo, Vengo marino, più sangue e più scrupoloso di voi, Dio non ne scansa per morire un diavolo, io sono messo in testa un sangue, ma che per scansa se cazzo ha fatto? Ma niente, non sarà confessa domani. Sì,
dai, forza, bisogna mandolire. Non ne voglio. 2.000. Non ne voglio. 3.000. Non ne voglio. 5.000, prendelo lascia. State mille, ma non so cosa si può fare. Non vai, no, andate, buttateci su qualcosa, e poi facete dare le robe. E da io c'avevo 4 volte, ho bisogno 4 per compromesso. Ma spicciate. Ma Capo c'è detto scherzo, sì. Oh, ma ci vuoi dire, sì o no? ci stai vero, ci stai vero. Gesù, di mascherato sono stati. Mascherato solo, che cosa è successo? Scusate, come la salire da rampardare la mia moglie. Scaziato. E che stai bene avuto? Un marino, io come faccio? Qui? Amici, Amici? E cosa sono amici? possibile che conosci su mia nuova inquilina del secondo piano? Faccio la levatrice. Ma che siamo tutti maschi, ma non abbiamo bisogno di levatrici. E io saccio, su mio che hai bisogno di signoria. Te mia. E 5 minuti sulle una preghiera. Facciamo in mano a signoria. Ma veda che si tratta che io... Non servono le scuse, non ha importanza. Ma veda che... Quante cerimonioso sia! Come ci stavo dicendo, sono la nuova inquilina di questo palazzo e faccio la levatrice, ma non dico che voi signoria ne avesse di bisogno, ma... Scazzate, signora, ci mancava sta ci mancava. Ossia me la sa separare. Io sono devota di Sant'Antonino. È giusto, su di uno caso che lei è parroco della chiesa di Sant'Antonino. Ora, siccome sto andando ad assistere ad una partoriente, e vi usavo per ne che spicciuca e per me l'ora, suo marito che zia, suo macio che cuculia, e se mi gridi, non m'hanno lasciato in pace, m'hanno fatto le cervacce. Ma scusate, ma che ci sta sempre tutto questo discorso? Che santa pace di Dio, se lei mi fa finire io ci spiego. Oggi non è il primo giorno di Quaresima. Che ne sai? Ma come deve sapere lei? Ieri non era il primo giorno di Carnevale. Sì, vero, e allora? Oh, santo Dio d'amore. Ora, che cosa mi succede? Che dopo tanto tempo me ne posso andare a ballare al 2 milioni di Carnevale con le frasi. No. È un pezzo di maleducato. Uno che su per giù avvia a sua statura. Sì, a sua statura. Vestito di tutto, capaccia linda, non saccio se era embriaco o a chi non era, fatto sta che non la so facendo. E che scusa che ballavamo, se ne approfittava. Ah sì? Ossia, mi capisci, io non affronto di ossia. Di mani, c'annao, non ci è un certe cose non ci posso dire, caso grave. Ora, per quanto mi curvo l'anima mia, io ci vorrei dire, una messicetta per i monticetti miei. Che aiuta la mia vita, hai stato tanto malasortata, tanto sventurata, picciotta, per 10 mariti, uno ha preso all'altro. Allora, scusate, se sempre scrivete che abbiamo dato con le mogliere, scusate. E che la video è a stezzo, Non ossia. c'entra che in questo sono serie, è una storia. Io ci missi, una pensione, una buttata e l'altra piccinola. Figliato, che mi lasciato sola e sconsolata, nel fiore della mia gioventù, ma sventurata casugno. Inizia, da chi se ne succò? E se per caso non dava da cattinare? No, basta. Oramai il mio destino io lo conosco. Camaro destino. Che è per essere sconturata che capitano con lei? Perché sai che me lo godì? Sì. Un anno. Io sono morito. Che funci. No. Un secondo 7 mesi. E come morito? Che funci. No. E un terzo solo 4 mesi. Morivo pure io che fungi. No, con trauma cranico. E come mai? Perché? Perché non si voleva mangiare i funci. Sapete, mamma mia, non andate. E meno male, perché se ce ne fosse una
ci fossero i camposanti chini. Chi mi vuole dire sti miss, sì o no? Signora, io ho visto un annativo, no? Come non ne dice perché? Non sono parrino. Non è Parrino, è statonaca. Ha un'occasione. Ma questo è un sacrilegio. Come si veste da Parrino senza essere Parrino? Un sacrestano. Ah, sacrestano e possia. E stacca cubrete e sommughieri. Ma quella mogliere, quella Ma mogliere! non è marinato! Se scansasse non mi fa bene che morto sopra. Maradano, sogna mogliere non l'hai qua. E se bene Dio manda scansa libera, che non moda l'ossa. Ma lei qui è? Come rappresenta lei? Lei chi mi rappresenta? Prima mi dici che non è maritato e invece lo è. Si veste di Parrino senza essere Parrino. Ma lei, qui è? Qui è? Io sogno che io faccio che non voglio. E se ne isso da caninza prima che viene qualcuno di me. E accusato come finisce a mia, e magari a lei. Ah mia come finisce? Ma come ci finisce a lei, pezzo di impostore? Io voglio andare a fondo a sta faccenda, ci voglio vedere chiaro. Trasutta una casa di Parrino e scopre uno che Parrino non è. Mi dici che non è maritato e poi scopro che ha una moglie pericolosissima. Che sta faccenda io ci voglio vedere chiaro, ha capito? Ma così l'automondo, così Oh, stava mi spara sta boom! Ah, ma che ascoltato chi sta? Una cosa vicina, una cosa, e pare che sono rubato un mondo. Qui che ti stanno finissimo tan froniata. Levaci vicino. Ma io ti devo levarci, ci devo. Oh, non viene da me, avete, ma me ne vuoi guardare? E sono avuti Parrino, che va a fare che levarci? Ma sai, ci devi di sapere, disse che hanno suoi mariti, e a sera se ne andavo o i luni. Cosa dici? No, tu no. E il marito non la sa. Non campusante. E ma sa. Morto, sole. E come? Morto, sole. Ah, ci funzionate sì. Ma montate, non lo stilo, non lo fare. Ma quello sì, ma che tu parli? Sta dicendo ma va bene, casa vai a chiamare che comunque. Oh, ma vestito, se posso sapere come fanno? Cosa era? Se era tutti in campagna. Giuro. Oh. Se viene in campagna? Sì. Non domani sapere parlare. O primo giorno di Quaresima. Se ne andare in campagna, non mi hanno di Quaresima. Perché ti dici che ce l'abbiamo e ce l'hanno stato ora che festa finiva, ti sasciamo e da questo domani non ce l'abbiamo. Io ho un vestito. E domani se ne parla. Ah, detto quanto sono sfortunato, quanto sono disgraziata, un momento, mano si muota. Del cassonietto, del cassone! Mamma mia, tu diavolo ci sei tutta sta casa, tu diavolo ci sei tutta sta casa, ma una santa addolorata. Aspetta, ma per Dio. Come disse che se viene in campagna di Mo disse una signorina che era da tanta volta che aspettava. Anzi, mentre aspettava, cominciava a fare un sacco di domande. Mi scusassi, ma lei che porta tanta ciuscia, una maschera di cocconino? Cale pari, no, poi suono, frega, Icco che un soprasciuni! Ci sa che ho chilo di maschere, chilo di fitta, un canoscio. E ci poteva mettere una buona parola. Eventualmente il Robin mi faccio da io e ci porta a casa, così non ci parla. Basta che mi dà l'indirizzo. E io ci penso l'indirizzo. Questo buono, ci dà solo l'indirizzo. Ci penso l'indirizzo. Ah, ci dà solo l'indirizzo. Ci dà solo l'indirizzo. Se non la bestia, che sto sei? Ma non mi scriveto bene, io non ne capisco. Se sogno un animale, se sogno una bestia, ma è un altro paese. Abbiatemi lui la prossima volta. Io ringraziamo a Dio che sogno cristiano.
Reverendo. Così va bene. Ma scusi, ma lei è qui? Che fa? Non si ricorda più. Non mi pare di averla mai vista, mi scusi. Io sogno Anira. Ah, Che idea che lei mi fece ballare tanto stanotte. ah, Fino che mi feci venire un forte giramento di testa. Se lo ricorda? Che Valdoria, che valzer vertiginosi. ma signorina, ma scusate, ma non ci ho visto questo gnocchi con due gnori. E l'abbiamo scalato. Ah sì? Che di chiedeva a noi con una specie mascolo una fitta roba. Erano gli stessi di me. Ah sì? Sì. Poi la sagoma, la statura, il modo di muoversi. Oh, ecco, che ci si rompe. Ma che fa? Si scanta? Ci piaceva di sposo stanotte, vero? Bellezza mia, come voglio pensare che si scegliesse un prete? No, ma che... Sta veste non se ne nega. Sì, ma la stessa parlare. Non c'è bisogno, parlo io. Ah, Anzi, chiedo che va a parlare è Luigi. Luigi, è qui Luigi. Un mezzino. Perché Giovanni chiedo che mi accompagnava a Miglioni ci fino a sapere ho fatto do schiaffo. Un schiaffo. Ma quale schiaffo? Oh, non se lo ricorda più. No. Poverino, poverino, che memoria labile. Ma non si preoccupa, ci penserà Giovanni a farle venire la memoria. Ah sì? Ah sì, signorina, ma sì. Che vuole mia? Niente, niente, la taglia la farà Luigi. Ah, Luigi, la taglia, ma che intenzione avevi? Buone, buonissime intenzioni. Di che si preoccupa lei? Tanto è prete. Ma la stessa moda, adesso appena meno moda causata che non succede. Ha voluto il mio flare come pegno d'amore. Ah già, sì, un fazzolettone. Bene, bene, solo con ora. E mi dica, quel bacio prolungato, che fece incazzare a Luigi? No, ma lei non ricorda. Lei riunisce misa fila. Invece Sbirri tenevano fitto a Giovanni perché per loro non ha vecchia conoscenza. Ah, signora Nedda. Sì, signorina? Signora. Ma quale signora? Ma qui è allora, chi è? Non film. Ma che scusaccio, ma come vuoi chiamare? Mi chiami Liso come i miei amici di Lisetta. E va bene, andiamo lì, andiamo la setta, ma quanto ora se ne Ma dai, tutta sta premura! Ma appena esce Luigi veniamo insieme e ci scioliamo. E poi non esce Luigi. Presto, presto! L'avvocato dice che gli diedero la libertà provvisoria. Ah sì? E mi raccomando, non prende il fazzoletto profumato che ho voluto viva forza da me al veglione. Cae. Luigi ci tiene! Cae, ci voglio subito. Luigi lo vuole consegnato personalmente. Non lo perda, stia attento. Au revoir. Tutto cosa, Santino? Tutte cose. Voi il vostro paradiso non ne vedete. Non ne vedete. E meno male che sono buio da sta tonta chiesa, non ho potuto chiamare. Speravo di carabinieri. Io non li accammo. A posto sì. E cae! Ma che stai facendo? Che ne faccio? Io sono sapevo che sapere loro. Malato sono, non mi scoprite i gatti, eh? Malato sono. E che facevo? A feria! Come avrei? Facciamo una cosa più seria perché se padre Cesario almeno ci piace, diciamo una costicetta del rosario. Facciamo una petticetta. Allora, nel nome del Padre, del Figliolo, dello Spirito Santo, amen. Ave Maria, piena di grazia,
Grazie, mamma. Il Signore è con te, tu sei la benedetta fra le donne. Chi dici? Pure le donne? E benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi Sì, è peccatori. pure con me. Adesso è nell'ora della sua morte. Amen. Mazzi, ancora con calma. Ancora. Mi sento un po'. E che stasera? Che ne sai, mi sento tutto sborduto, mi hai la grossa da pomodoro, un petto. Adesso che non ci funziona. Non funziona. Muto state, perché? Oh, santa Come bene. facete tu? Ma che stanotte non avevo muto? Sai, c'è l'ottantino, non potete l'ottantino. Ma perché non mi chiamate? C'è sta camera per stare più libero, non sono tranquillo. Vero è la porta principale a provocare. Ma io e Caterina ci siamo sempre da porta da carestia. Se avessi chiamato, ci potessimo fare una vita da quella, no? Sì, e stavi a caso calore. Che dici? No, dico, ci potete dare una medicina del brodo di scalora. E che c'entra una scalona? Oh, ma scalora che c'è? È rinfrescante. Senta, mi raccomando, sempre un solo tu scongiuto. Ma, e che fuga? Un gatto, sì, un gatto. Sì, un surici. Un gatto solo, ma che sono stato scusi? E ne sai, c'è l'ottantino, non stai doloriando, stai sparando. Ma cara mia è una cosa che sta. Senti, che tanto noi non vediamo, così noi ci diamo meno. A proposito, zio, a zio mi mandava una lettera, ma adesso è proprio uno postino. Ah, la lista, da me non chiedi. E che dici, pure io non mandavo la lista, che succede? Ma che ti scazzi? Ma sai, ci interessata possibile. Che leggi, vedi tu che dici, oh zio. Sì. Senti, zio. Io non so. Fate che dico. Caro marito, con la presente vengo a dare notizie che mi trovo bene di salute e così spero di Dio. Zio, vi dico la legge, mi scritto. A mia non è che mi è tanto facile affrontare la traduzione. Leggi, zio, non ti preoccupare. Così spero sentire di Dio e del nostro amato nipote pace cappellano. Mi sento a pensare che, per queste feste di Carnevale, ti sei trovato in Casa Santa e perciò non hai fatto San Maria e manco Auce Malanova che ci sono in tal mondo. Ma quante che tu fa pensare a zio? Caro marito, voglio sapere quando torna al paese perché abbiamo un porco mascolo malato. Pure tu. E sono qui, Pazzora. Lo veterinario. Dici che se sto male ci piglia la gioia. Siamo un luminario. Lo so. E chi ha figliata viene tutta quello male. Che ci vuole la tua presenza. Ma se no, la riduciamo in cari e cammisi. A mio nipote santo sacerdote ci bacia mano con la santa benedizione. E tu, che sei cagionevole di cuore, ti dico di non lasciare passare che o meno che ti dici che ti può fare un male positivo. Ma così è male di cuore. Come sappiamo così? Sei malato, sono malato. Io vedo che dice che quando mi sento da sta maniera devo mangiare abbondante e restare solo senza essere disturbato da nessuno. Ma che dici, se con cuore non si scherza? Non ti preoccupare, lasciatemi una bella perché così mangiare abbondante. Che io intanto io sono giorno mi sento perfetto e mi andiamo ai paesi e ogni tanto si affaccia a Caterina. Ma possiamo vedere questa sparata? Prima di darci a mangiare, stava a chiamare un medico. Qual medico? Piuttosto finisci di leggere sta legge. Tanta salute a Don Caterino, ho un buon e temorato di Dio. Andiamo a dire a voce forte. Tutto lo dono pure. Ti mando una baciare la mano e io, che sogno sempre la tua consorte, ti abbraccio e mi dico. Vennero 5 mani. Benissimo, benissimo. E pure la zia tiene sempre il pensiero affettuoso. Sempre per te, sì. Oggi, ma io vedo l'occhio luce. No, ma che... non lo posso girare. Cosa deve fare? È una persona che mi deve venire alla frente. No, zio, senti, io chiamo medico. Ma guarda- non voglio scrupoli. Ma guarda che non può da. Zio, ma non si preoccupa, perché cara è molto stesso palazzo. È un po' anziano e non si c'è più, però se io chiamo il tuo medico. Ma non ti preoccupare, perché io faccio come passare questa piccola indisposizione. Sempre così mi ha passato. E come già passato, sentite? Un bello piatto di sugo, una bella cosa da senza costosa, una poco in frutta e il vino dolce, di sapore buono. Ma possiamo per davvero sta sparrando?
No, non stai sparando. Sparo se me la sarà di uno. Quando uno si sente male sa la chiamare niente ci vuole, cara, non ti si sta scala. O Caterina, fate una cortesia, hai chiamato solo e chiamato medico prima di esci. Cioè dire con io. Ma non c'è bisogno, buono sono, buono. Che per avere cene? Buono, non è che mi scherzo. buono. Buono, e che razza di buono! Caterina, ma come ti mandaste da chiamare? E se fosse da vincere e c'è uno dottore così, vabbè, vai uno dottore, così ci vuole una iniezione di pasta a forno, un pacco di cotolette impanate e a tutto con questa con i boccati non ci sono. Io con voi non ci stai capendo un giornetto. Se non ha niente tanto meglio, così non avevamo tutti i scrupoli e non avevamo ogni responsabilità. Ancora a casa, ci vuoi andare, sì o no? Ci stai un anno, vediamo a giocare, ci chiama lì o veterinario, o vediamo ancora. Caterina! A me più cosa fosse ora se cautela, più tanto ci dà una picchicetta del todo con l'altro. Oh, zio, se caso mai avessi controllo vedo, lo so perché resta a tempo fino a domani. E così mi ho trovato sto tomato. Fino a domani. E mi ho trovato sì come un baccalà. Vai, ma non fa lo spettacoloso, poi non si preoccupa. Ma la cosa che mi scanto mi spuntato zia a trattamento. Meglio è, così mi devo ogni responsabilità. Ma lo vedo, se venite a pensare una insalata precisa. Se è cosa da nulla, non ci facciamo sapere. Se invece... No, ma deve fare la cortesia, non deve sapere niente della mia... vabbè, non ci facciamo sapere niente. Ma non si preoccupi. Dopo che vengo dottore, io ci chiudo tutto così riposa tranquillamente fino a domani. Eh sì, poi c'è un crepa panza e riposa schiena. Come diceva Pappalino Corrocotti. Sì. Ma raccomando però, sebbene per tu non ci fai per nulla. E chi può per il capo sia ciccato? Non si può sapere mai, mai in vita. Vabbè, ma non si preoccupi, non piglia nessuno, sta a canuzzi. Ma senti una cosa, è vero che da sta casa c'è le vascici? Le vascici? E no, fare così che le vascici. Ma è vero che invito ad essere mariti? Ma secondo me sta scorrendo. Ma sta a canuzzi, ma che ci pigliamo, zio? S'accomodi, dottore, s'accomodi. Cancello, dottore, io me ne ho bene a fare... Permesso? Ho seguito, dottore. Chiedo scusa se l'ho disturbato, però sa, mio zio sta troppo bene. Ma le pare, io sono qua per servire gli amici. So che lei non esercita più, però insomma per qualche amico. E infatti è così, ma per lei mi ritenga a sua completa disposizione. Grazie, dottore. Sa, mio zio, fratello della Bonanera di mio padre, si trovava qui al paese per sbrigare certe affari. Oh, è giusto, San Mauro. Sta passando questo malato. Allora è parentela scitta. Eh sì. Zio, vedi che caccia un medico. Dottore, sta sentendo un fraucio così è sofferente di cuore. Questa è una circostanza preoccupante. E lo vedi che ha questo malatello? Prego, dottore. Mi dica, che cosa accusa lei? Come no, dottore? C'è tiene una napoletana. Non ho capito. Le chiedo scusa, dottore. A me zio ci piace sempre lo scherzo. E come che non non si toglie mai per peso. Allora stavolta passa una mano a bucare. Non può si chiamare per non disturbare. Oh, però io gioco, capisci che frega. Se caso dici tu, Ha sballato, ha avuto allucinazioni. sta facendo muore, lo primo tempo. Ora vediamo. Mi dia il polso. Il polso lo trovo agitato. Ma sta dicendo, una freviale, dottore? Ah? Vorrei esplorare più a fondo. Ora vediamo. Dottore, che è? Sta comandando proprio. Ma non cominciamo a nascere lo strumento, dottore. Che è sta cosa che c'è porto via, dottore? Che è sta cosa? Sì, ma non si preoccupi, che sto stetoscopio. Ma da dire, a scoprire la spera con il scoppio. Sì, Non stia tranquillo, non le faccio niente. La voglio osservare più all'interno. E che muovo mutare, dintre e fuori. Ma no, stia tranquillo che non le faccio niente. Si avvicini, forza. Respiri. Ah, sì, dottore, con un magato già, che bello. La strada da dentro, dottore. Ah, sì, giusto, dottore. Ah, dottore, troppo frutta scena. Mi dica quanti anni ha? 65. Dica 33. Ma perché ci credo? Che cosa
di fame acuta perniciosa. Stanchezza, palpitazioni, mancanza di respiro. No, io non soffro di niente, dottore, io abballo mazza, non mi mandi tempi. Fisso una volta. E pure ora, ci vuoi sapere io, ci vuoi sapere. E nei tempi magari io ballavo mazza. Oh, a proposito di ballerino, ieri sera ho scompagnare i venuti Oveglione. Non c'è fuori della sua maschera, bellissimo, c'erano delle maschere troppo belle. Però a un certo punto ci fu un cafone vestito da negro, sicuramente aveva essere embriaco, perché disturbava tutto. Che faceva? Prima ballava solo, faceva pirouetti come un paloccio. A un certo punto vestì una coppia di negri vestiti come impazzito tutto. Si incappa la cama sotto il braccio all'auso nero, si mette a ballare, finisce l'ultimo suffio. L'auso nero e fece la tetta italiana. Dopo, sa che ci passava in testa? Si mette a dare tombolati a due che finivano lo sparo. E a pure tempo i carabinieri e attaccare a chi lui che dava tombolati. Perché un ballerino sacudiò, anzi ci cadeva la maschera e non lo può capire il volontà faccia. Ma, dottore, cose che succedono. Però, sì. andiamoci, dottore, di che cosa si tratta? Veda, il caso di suo zio è un caso più unico che raro. Trattasi di tachicardia parossistica in soggetto con sindrome ansioso depressiva. E dal punto di vista cardiologico la diagnosi è lampante, sia dall'anamnesi che dal reperto clinico. La diagnosi dice in maniera inequivocabile che è ammalato da un anacardio o un'aerosclerosi. Che dice, dottore? Disse che lei, Wagner, non ha ballare più. Riposo a soglia. Non ce l'avevi detto io? Intanto ci danno una pulizia dei caldai. E domani mattina se ne Ma parla. quando domani, dottore, io vado a vedere in campagna, ma che stai facendo? Io mi mangiamo da rovino, mazza a paragigna, ma che fare un sacco di cose. Sì, però la guarda a salire e all'incontro. Dopo se ne Ma parla. dottore, ma che va a dire? Guarda che suo zio ha un principio di polmoniti e se non si cura gli può venire una flebbite, una tromboflebbite, una enterocolite, una orchite. Questo perché si possono evitare delle complicanze dovute sia allo stato generale dell'apparato digerente Che di quello ricevente? senza per favore, dicevo sia dell'apparato digerente che di quello respiratorio. Homo mutandis. Dottore, ce l'hai i mutanti? Non in quel senso, Hai un paio di mutanti nuovo, dottore? nel senso che l'uomo a una certa età subisce delle mutazioni e diventa un ricettacolo di malattie. Come si suol dire in latino, aspetta, è una frase molto importante. Si suol dire dopo la cinquantina, un mare o l'imma. Madonna mia. Dottore, posso mangiare? Ossia, per ora mangia quello che stessi occhi. Che? Questo va cominciato subito. Ma, dottore, le chiedo scusa. Ma sta dicendo, era scritta prima che si andava a mezzina. Questo era di altro paziente, ma ora è morto. Non posso mettere a ricetta. No, giusto, dottore. Viene un po' con corno e un ragione. Sta bene, signor Palazzotto, io me ne vado, domani passo per sapere come vanno le cose. Arrivederci. La compagna, dottore, venga, la compagna. Arrivederci, dottore. Sta qua. Visto, dottori? Non lo stavo quasi da sera. Ma cosa si pensa? Ma avevo fame, hai una fame che stai morendo. Ah, cazzo mi porto! Ma alla fine un cacca fame che hai. Ah, fame avevi? Sì, fame. Io stavo preparando una cosa, vuole buttare nella costruzione, ti ci posso dire, lo spaghetti si mangia lì.
si comincia a preparare. Ancora quanti scene arrivano? Quando giocare con sette salsicce ci vuole burro, un'insalatetta vuole, vedi della tuga. Vabbè, dai un anno, non si mettesse in posa, ora ci vuole tutto qua. Un attimo che arrivo subito. Ancora malare? Ma fai sto saltare i vermi! Che scantavo? Scantai. Che dice maledetto, come si sente oggi? Non so giorno, non so giorno. Quando poi scusate, potete chiesa che dice Prego. ora mi si accatta l'orologio. E come un gatto orologio che molto malato di hai? Sono i 10. Che fai sta? Nasco nei due di roba. E come ci andiamo? Ma chi ci pare che gioco la mattina e poi fino a sta ora è tutto? Tenete a casa, battete tempo. Andate a buttare questa maschera maldita e facete buttare i miei roba. Che c'è? Me lo muti! Buongiorno, sì. Stamattina non posso già sapere, non disturbato. Come che si sente? Tanto buongiorno mi sento una voce. Come sente con questa ci voleva? Certo, come mani. E un po' come si sente? Ragna quanto una casa là. Bene. Senti, giudato un pochino a mezzo. Sì, un brodino giudese, però nei 15 a dispensa non stavo più niente. Che vuol dire non lo sta più niente? È tutta della razza di Dio. Dai, qui ci sono solo piattelotti. E così mangiavo. E mo conta mia. E fosse gatto. Uiato. Ma potrebbe essere Sì, uiato. sì, e a chiesto lo gatto, mammoni. Anche io mi sento una cosa cantante con l'altro. Che facci vostra, oh. Ma che dici? No, dico, ci voglio conoscere una cosa. No, c'è no, un chilo costa. Un chilo. Ma quanto è esagerato può sia? Ora quando ero medico, vediamo se ammala bene ci potevamo dare tutto scudetto. Ma meno male che mi prendo questo, ma parecchi. Ma non vuole, non devi sciare. Ma che dici così? Te devo che mi devo mangiare io. Tu mangia. Dici gatto. E pazienza ancora, con qualche giorno, ma non si preoccupa. Che ti ho dato quando viene un vice cappellano, ossia sa vita qui. Poi dice, che fare io con i cappellani? Che andava a fare? Ah, mi dici magari che andava a fare? È una sorpresa, che io sogno sicuro che ci farà tanto piacere. Ah, Caterina, Sì. ho una mia domenica in casa. Ah, dove che casa? Cambia di camicia. Ma che ci fanno questo? Veramente questa confusione che c'era stata. Ma proprio su un dimensione. Veramente c'era la via di chiaro non ci dava un punto. Venite a casa. E spattano un memoriale. Date una cena scomparata. Hai anche da volta che stanno suonando. E fai già una volta, e giù una volta, e fai visto, e fai dito, caccia ce l'ha facendo, e ci sono una manetta. Oh sì, sto cristiano. Sì, sto cristiano non ha poco tempo con i tuoi. Prima non gli aveva bocca, ora non ci si può manco più parlare. Oh santa fede di Dio.
A santa fede da Dio, quanto è vero che sto cagando, ho ragione però. Mi ha parlato, c'è uno bicicletta. Non ci sono. Ma perché già lo sia, sa due? A quindi, non devo stare a riposo. Certo, non posso assoluto. E allora non c'è sogno quando? Che vuol dire non c'è? Non c'è. No, non c'è sogno. Oh, lei ci dice che sogno fuori. No, ma chi sto mano con io, mi starò dentro casa. Caterina, non vi permetto di oltrepassare la misura. Diteci a sto tizio che mezzino non c'è. Ah, stai scoppiando come una bomba. Ti abbiamo una vaccina alla canne e un po' di salsa di mozzarella. Poi, dice che c'è Non ci dico niente! ma se ci dobbiamo. No, ma continua, che cosa ne Cosa male ci dica? Ma ti alzo con le mani e sei un capo. Buongiorno lei, caro. Buongiorno, sono Chiavi. Ma si Chiavi? Ma che cosa posso servire, scusi? E ma domanda. Che fa? Sa? No, non faccio. Sulla so. Ma scusi, lei Io sarebbe da persona quale menti ci parlò ieri la signorina Lisa. cosa riesa, signorina Lisa? Quella del fazzoletto profumato, Quello è fazzoletto. quella del bacio prolungato. Non si agita, che non pare che stai cascando di nuovo. E ma la c'è il pericolo che casca sopra. Ma come aveva parlato con me? Ah, scusassi. Non è voi, signoria, tu faccio il paro di palazzotto. Io so. E dunque, per caso, pensava che io avessi rimasto un carcere, eh? E invece c'è un gruppo. Io sogno un capo. E potevamo cominciare un discorso per un po' da cianotte. Perché voi, signoria, fammi pensavo. No, cianotte. Ma quando no? Avvocato, si consigliò l'avvocato. E Chito ci disse che deve negare uno di tutto. Dicevo, signoria, avete e peti, tutto quanto dato e abbiamo fatto la pena. D'accordo. Ma io sono venuto perché la faccenda si può accomodare subito. Basta un po' di nespoli. Inespoli. Sì, la zozza. Oh signoria, mi capisce? Ma sicuramente ci deve essere un equivoco. Oh signoria, vedi che equivoco non ce n'è. Ma se può sapere così, è che non volete? Ah, tu scordaio. Ma ci faccio tornare io a memoria. Sogno il cuscino di Chito dello schiaffo. Da tumpolare. Schiaffo, tumpolata. Sogno cucini me cucino. Caso ci va a fianco dell'aucia turca niura. Ma sarà tutto quello che vuoi dire, caro figliolo. Ma io non ci stai capendo più niente. Figliolo, con lei che invece mi ha chiamato. Come? La vita è stata a ballare insieme. La vita è baciata la stessa femmina. E ora mi chiama figliolo. Ah, io tu sapevi. E oggi sono scuddone. Ma ci faccio tornare io a memoria. Ma cosa sapevi? Sì, signore. Oh, signoria, quando parlo con Lisa. Lisa, Ad organizza. La mia zia. stai dicendo bacio. A voi signoria, sogno la domani che era imbriaco, che non era in senso. Ma uno fu sto fatto? E quando fu? Ah, ieri notte. Oh, figlio. Oh zio! Oh zio! Ma non che c'è lì? Scusa, un sacerdote al peggio pubblico. Dove non ti passo male? Sentite, amico mio, finora l'ho fatto parlare perché non era corretta della cosa. Ma ora lo stai dicendo che sbagliaste, genere, numero e caso. E per non poter dire non lo veniste. Bene, vai. Io del capo. Non vuoi scordo. A che tu pare che sei un pappaglione? Io? Ma come? Ma vedete che razza dello stile. Ma
dispiace per Fossia che intanto non sta sto forno di me. Amico, noi qua teniamo malati. Malati, che moribondi. Ecco signoria voi. So papà. Ma scusate se bucato, ma ci devo dire che suo figlio sbagliò dopo. E ora, se non vuole fare succedere uno scandalo, spatti che ci volesse mettere dopo la dausina piracina. Io pure conosco bene, un bene la chiesa e quello bene di tutto l'antivato della chiesa. Capo con bene c'è a fare. Sì, perché una mangiare di tanti 100.000 lire, la faccenda si accomida. Annunca io, mi sembro come mi se ci sembri. Lisa no, io se ne vado visco e finisce a pastare a tavola. Fuori da casa, quando mi scende il capo del fornale e fare tutto, basta che per una dica. Ma cosa ne scende qua? Scusa, no, è meglio che non ci va un Non si comincia a tornare fino a Papa, stiamo dato ogni momento. Magni! Ragioniamo. Bravo! Mi piace che voi signoria, ora si è malato, un cervello ci cammina. E mentre che la faccenda si può abbassare, tutto un tempo va a discutere in famiglia. E inizia 48 ore al ritorno. Una volta che giocavo a Capodanno non da vita, zio. 48 ore! Ma per cosa? Io dico che si può andare Non ci va però. zio, ovviamente non ho paura del suono. Ma non si scanta, che cose niente che sia. Zio, deve capo ufficio, non me ne voglio responsabilità, zio. Ma cavolo, sta tutto letto? Sì! Ma che ci fa? Tutto letto! Stavolta lavoro da vero. Oh, benedetto Gesù. Che pigliasse spesso, ma ci sta le sciavezze. Ah certo, non l'hai a popolare, ci mancai dal lato io, dammi il solito di mascherare. Ma tu dici, zio, lui a notte non bucava. Forse zio è qualche digestione, qualche disposizione. E lo sapevo io, quando l'occhio me non lo controlla, io sapevo, s'alla mancavo tutto un canavo. Tanti se la tua bocca! Già stateci la morte dell'antica, lontano dalla casa e dalla moglie, spende, mangia e vive, magari che fa un braccio. Non me lo metti. Lo metto, che dice allo dottore? Il medico ha fatto la sua diagnosi. Cainza stesso ce la fece. Che cosa? La diagnosa. Sì, la diagnosi significa che il medico dice quello che il malato ha. Ah, sì, Luca, ah, che ho detto sconsolato che c'è. Lasciate, ma tu bevi una bicchiera. Stai da buone. Stai da buone. Senti che modo! Che è sta cosa? Ma c'è scione! Ti avanza la muscia. Ti smuscia.
E sta cosa? Non c'è messo. No! Non ci ho visto. Ma tu ciao che fai? Cosa? Ma per soltanto cucciolo. Io attenzione da panna, non voglio restare solo con te. Ma vedi che c'è cosa? Lo voglio confessare. Solo confessare? Sì, ma presto, non si deve. Che dice un marito mio? Zia, avere un poco di bontà. Se ne va a passare una rottura panna. E perché non hai segreto da banna e non so che la moglie non si sai? Giusto, dice così. Ecco, zio, se vuole confessare. Se vuole confessare! Sì. Comunque la cosa è seria! Mi devo attivare batte sangue! E ora stai chiedendo sangue Ma insomma, sì. Sì, non fa così che non siamo ancora a sto punto. Sì, ma insomma, rispettiamo la volontà del morituro. Tu muratore! Ci devo fare falegnare. Sempre una mazzola. Sì. Decimala lì, tutto quello che vuole dire. Lo vanno a stare in tanto risultato e portatemi le robe. Allora, pazzo. Siamo dato ogni momento, un santissimo sacramento. Speriamo che non c'è una cepparata da una. Come va il nostro caro malato? Non so tutto come se ne cerca io. Come dice lei? No, dico che lei sbagliava malattia. Se non saccio buono, se non sbagliavo carriera, dottore. Capisco. Ma assumo su, Caccia un uso, dottore. lei scherza sempre. Dice una cosa, un euro a parlare. Da banna. E chiamato. Speriamo, ne faccio tutto che banna venire. E poi la lingua. Ancora, la lingua fuori. Di più. Ma io lo devo osservare. Non è che mi posso dare un cervello, dottore. So che lei è sbaglioso, ma io la devo osservare. La lingua, come la La lingua ancora ce l'ha molto sporca. E va bene, ora ci facciamo scopare, dottore. Dottore, a me desidera c'è cosa? Ditemi una cosa, avete provveduto a fare quanto vi avevo detto? Certo. 2 litri di acqua saporata ogni 2 ore? Ha pensato tutto così. Strano, perché il signor Palazzotto la lingua va in più fiducia di prima. I battiti sono aumentati e i pazienti non tendono a migliorare. Dottore, le chiedo scusa, non sarebbe meglio che purgare la medicina? Assolutamente no! Che ci mette, dottore? Le condizioni del cuore ti potrebbe venire un collasso. Bisogna continuare con i lavaggi. 2 litri di acqua saporata ogni 2 ore fino a notte tarda. Dottore, io cerco di abbozzare un cassonetto da spazzatura. Ma non mi sembra che sono un tubo da fogna. Ossia, a stare tranquillo perché ci pensiamo, non io. A stare morire per davvero. No, io lo vedo molto agitato.
Ma per caso ha preso qualche spavento? Che io sappia, no, dottore. Come no, non viene mia moglie. Ma come esce lo marito mio? Dottore, mi presento mia zia, la signora Palazzotti. Piacere. E non ti stai sentendo nessun piacere. Zia! Ma quando me ne prometto in casa di te, posso provare piacere io. Veramente ha ragione. Invece lo morto antico, se dall'anta la prima ti fa un lamento, disgrazia avrai e per ogni momento. Medici, medicina e Camposanto. Dottore, che ci vuole fare? Mia zia è l'antica, parla sempre con i proverbi. Non ci facciamo caso, d'altronde la signora è preoccupata. Ma signora, stia tranquilla, non è niente di preoccupante, basta un po' di riposo e tutto passa. Capo va grida, piauso medici. Marito mio, ma come ti senti? Che un porco cammino. Ho l'impressione che il signor Palazzotto sia un tipo di natura sclerotica. In questo caso bisogna fare gli esami. E che deve venire alla scuola? Scuola? Che niente scuola? No, dottore, mia zia dice la scuola. Zia, vedi come tu, dottore, dici che lo zio si deve fare degli esami del sangue, delle urine, ed eccetera, eccetera. No, che dire, eccetera, che non mi fa. Siete del modo no! Se è necessario fare sempre un po' eccetera, è tutta l'altra volta che dice lo dottore! Dottore, che ci vuole fare? Perché pazienza, no? Però, quello che a me mi dà sospetto è l'arteriosclerosi. Dio non voglia, perché se così fosse, basterebbe un leggero eccesso a pranzo che potrebbe rimanere lì secco. Che dice lo dottore? Oh, santa fede! Dottore, non facevo come un morto antico, lo metto con studi e fare i setti e lo malato a tisa le valette. Ma no, zia, non si preoccupi. E calcola che mi mandava un cavaliglia. No, stia tranquilla che non è così. No, Stia tranquilla, non è così. Bene, siamo nella mia vita, tagliamo tutta la faccia come si è fragacciato. Ho un conto giuliano, un naso poliato e come guarda piatoso, con gli occhi a bambinetti, non te la perde il naso un morto antico, scarramare. Santo marito se vuole a confessare, avrei studiato questo mondo passato. Dottore, la riverisco. Lei dovrà essere un dottore di piano di sulca. Esattamente. Buona Mariantò, levatrice. Buona e si vede su. Signora o signorina? Signora di Trimpoti. Chiaro? Riverendo, lei dovrà essere un parroco di sta chiesa. Questa è bella. Sono venuta per farvi conoscere, sono la nuova vicina di casa. E poi abbiamo venuto magari, me lo faccio dire, bellissimo, finisce in mariti miei. Ma giovanca, un pezzo di sconchiuruto, anche non mi dissi che ero sagrestano. Ma scusate, come era sta persona che voi giuasto? Perché io veramente ne sto messa non era ragionevole. Educati, e chi è malato? E qui se sta filmando la conosci? Era stato uno stare a mezzina. Ah, sono signore. Signori, Voi con questa roba me ne sto a chiedere devo respirare, per favore. È giusto. Giusto dice dottore, eh? Che leva ci leva il sapere dello sugo. Zia, non mi da parte, zia. Signori, visto e considerato che c'è un po' di confusione, io tolgo il disturbo medievale. Dottore! Che vuol dire che lo stato licenziato al marito mio? No, signora, siccome c'è, come ho detto, molta confusione, lo voglio lasciare in compagnia dei suoi familiari. Signore Pacisi, facendo niente? Pizzica che state facendo, no? Io avevo venuto sulla mente, ma mi faccio conoscere e poi non mi faccio dire sti benedette misse. Signora, signorina, non sa ciò che lei, me ne sta chiedendo da chiesa e muovono tutto quello che vuole. Ora non è un momento. Buono, se ne ammazza, la prossima volta mi stai mettendo qui a casa. E non vengo ad ossigare nessuno. Signora, che facendo E niente? lei non mi mettessi mani sopra che picchiarello, Sì, perché lei ha guadagnato dallo scaglione, signora. Dottore, ci piace di punci? Buon animale, scusate. E se sono porcini o macini? Ma che piacere, allora ci cucini
fa sogno frastornata, fa disgrazia del marito, ma se viene a vedere già mi scuoquato. Ma come buttavo? Non da santa pace! Signora Venera, c'è un telegramma venuto da suo paese. C'è da voi, ma manca lento. Non c'è mandato un braccio ancora. Parenti tutti frastornatissimi, telegrafateci ora funerale. Nipoti tutti addolorati, se ne stanno tutti in uno. Ma finalmente, sì o non sì malato? Certo che sono malato, ma ora questo giuro fosse presente meglio. Ma Gesù Cristo della croce, io non è malato dopo che mi ha fatto morire scaldo. Veramente, io avevo l'impressione che andiamo tutti in diritti o manicomio. Ma queste sono cose niuri. Donna Venera, e miuri sono di cose. Bastava poco voi, bastava poco. Hai detto 100 ore, era muoio, confessare. Contassi per confessare, non mi sento meglio. Sentite, lasciatelo solo con zio, che si vuole confessare. E va bene. Confessate buono e non ci dire menzognati, se no all'inferno con tutte le scarpe e le quasette da navale.
Ma quanto è Roma gusto! Oddio, non ci puoi dire tutta la volta, no, ci devo dire appicca. Ma che ci daranno di cada un pavello, ma no, confessate. Tanto io stai morendo, tu vai a cucco. Ma possiamo può essere, non facciamo da me. Sì. E va bene. E va bene. Come siamo zio? Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Con la pace dell'anima che è una sola, lo spirito non turbato da pensieri profani, quale si addice alla circostanza. Ma si dice con figlio. Lo sai. Lo sa. Lo sa. Come lo sa? Lo saccio. Vabbè. Non si dice appressare. Io confesso a Dio Padre Onnipotente. Io confesso a Dio Pace Onnipotente. Vedi che sono stata aspetta, vestito a sciuscia. Sì, vabbè. Ma possiamo ripetere che lui di qui. Sì. Io confesso a Dio Padre Onnipotente. Signora, vedi che io confesso a Dio Pace Onnipotente, vedi che cazzo ti vestito tu. Benedetto Gesù, abba pazienza. Possiamo ripetere che il barone che di lui, ma la Beata Maria sembra vergine. Sì, signora, la Maria sempre vergine, ma a caso non nascondiamo, ma rompono portafoglio. Oh, benedetto Gesù, ma possiamo dire quello di lui senza, non dico a destra. Si calma, siete sterzi. Sì, ma calma, questo dico, ma la sempre a mia. No, zio, prima attendiamo i nostri doveri da cristiani. Sì, lo sento. Sì, ti sento, ma tu fermo non voluto, fammi parlare a mia, che non sono un sacco che mi stuato tutto un tana vuoto. E va, a forse ascolta. Sì, ma che segno vuoi questo? Che segno? Questa è maschera affettata alla Sira tu quando tu cuccasti, io non scia. Andai, ma affettare questo vestito, per il 9 milioni. Sì, mamma lì hanno una piccola, facevo che mi ubriacai e combinai un macello. Ecco allora Manangino, la signorina Lisa, un fazzoletto, un tatone. E perché? Che avevo questo vestito e il vestito di chi sono? Allora perché hai fatto malato? Che mi dico roba era stato chiuso? E siccome era stato chiuso sogno, a nuda, restare gainero. Che tragedia. Ecco, zio, vediamo se stiamo a cosa. Caterino! Oh, il sogno non c'è mai. Ma come è stufato? Caterino! Chi c'è? Caterino, ma è da fare un'opera di carità. Usaccio, e andiamo, ne dico che fini che ci vuole. E basta, finitela, non abusate, Caterino. No, veramente per stare abusando mia, che mi state facendo il silenzio? Mi rendo conto che tu aveva succeduto, ma ora mi hai da fare un piacere. Vai a mettere là nel tepetto. Ma se no, se ne sento ora che io farò con la lettera davanti a te. Tenete qua, andate tu, usa. Sì, ora hai visto che fitta sti maschi. Usa! Sì, usa! Sai, allora vai su tutto, usa, portaci sopra tu e ritorna lei di vestito di zio. Però io usa. E ti gusta, non ci faccio. Finalmente per questa Igusa. Sì, sai che faccio? Io passo da parte e già te mia zia può fare zio. Zia. Cavolo, non so pedale, non Hai spiegato da confessare, l'alma della stupessa, la coscienza della poliziasta. Capo, come senti? Dici dalla mugiruzzatoia. E come mi sento? Tu sai come mi sento? Bravo non ci fu! Zia, ho l'impressione che dopo la confessione si è verificato il miracolo. È stata la Madonna, guarito perfettamente. Ma davvero me lo dici? Sì, zia, ma tu non ti facci fare una rosa? Davvero questo? A Santo Uomo faccia comprare una lampadina di 100. E come la faccia colorata, gli occhi sbrillanti, cori. La fai la che si mette la mugiruzzatoia. Cavola che suppongo infine in un biciclettoio veniamo al paese. Ora! E quando domani? No, zia, ora non va bene, ma ora non può essere. Un zio ci stavo debole, ci gira magari a destra. Casomai dopo pranzo. A proposito, zio, non sarebbe buono che ci faremo un ringraziamento alla Madonna durante il lavoro, fici? Capito,
questo, ci ha fatto senso io. Ora che tanto ora si scende da chiesa, ci trova una lampada e si vicina alla parte della Maria e fa Mica ora mi va dietro con la lingua strascinona dinanzi alla Madonna per fare un ringraziamento. E poi, quando andiamo al paese, io e lo maledetto mio, un mese in segretanza, ne dicemmo 5 posticini lo sa, tutti sì. Tutto quello che dice tu, tutto quello che dice tu. Sì, quindi tu stai in una chiesa a fare il suo ringraziamento. Volessi cattare qualche pensiero delle potenti nostre. Dammi 10 lire. 10 lire. Ah, poi dammi. E perché me l'hai stata tu? Che ci sa se tu? Io non ci dico. Meglio della saccuna. La saccuna della bunare, la giacca una. a giacca no, Caterino, giusto da amato, sì. E mi la chiave, non la aprivo. Pure a chiave. Va bene, visto che sta così, ne vai a fare il suo ringraziamento, non ti muovere il loco, non ti spantoleare, se no cade malato. E tu non lasciate solo qua, che questo è sto mulaccione falso! No, zia, Cioè, insomma, a fare un triamma nelle pute nostre, non potete partono tutti incitati, va bene, non funerate proprio! Stai serena, zia, stai serena. Tu cosa facevi? Pure? Sì. Finalmente. Ah, colpa, la soia. Per una volta che mi sbagliate la vita, per una volta faccio tutto sto patacino. Ma poi c'era il cuore. Você non è abituato, e che vuoi vivere? Non ama a vivere più. E io non ne bevo più, tu è acqua fresca bevo. E che bottiglia di vino? Vivo. Sì, io non mi fa male. Amico per fare... Come cani? Che fai? Sto buttato lo stile. Ancora? Mi dice a me che adesso sta all'aria, uscire di una funzione. Che sta ascoltando da un che ti interrompi? Che vuoi ascoltare? Il portafoglio, allora? Allora, sto dicendo che non può stare. Un portafoglio sta dicendo, 200 malati c'era in casa, non vedo un portafoglio di soldi. Casa non lo dono un zio, un portafoglio come suono. Questo sì che fosse un vero ringraziamento da Madonna. Cosa che sto non è che i soldi che ci sono un tuo portafoglio, sì. Tu guarda che fai, io ne tengo con mia. E tu simpatibile è sempre un'altra cosa, capisci? E se ben zia, guarda che fai, vuoi montare un numero, un bel portafoglio di soldi, 200 marine, perché ce l'hai a pensare? Io sto a finire non è che i soldi che ci sono in tuo portafoglio. Potremmo mancare, come lo dico, sebbene me chiede, ci dici che bene pure, mi sta buttando un ruisco, può farmi benedire. Allora, Cesario, il tuo peccato sul prossimo non ci ha fatto un manco, per lei andava a luare per subito. Non ho visto. Non ti preoccupare che questo non è peccato. Sta tranquillo. Oh zio, Amonino, va. Amonino, sì. Amonino. Vedi, lo guardavo, lo sogno con capo, sogno tutto il giornale. Amonino. Parlavo sempre tutti che ci passa tutti. Io ci ho visitato la mia detta carina caro mio, che l'avesse combinato io come Gamboni. Oh, dico che ne avevo fatto passare. E da una lorda da cosa tutta sbagliata, che dato faccio lottoni. E te faccio campo. C'è chi è a casa tuo sindaco? Vediamo quando finisce sto schifivo. Vedi? No, non c'è, è nessuno. Nessuno. Sì? Che significa nessuno? Dico dottore, che non capisci malattie e siamo d'accordo, ma che non capisce a mia che parlo con l'impeto dell'acqua chiaro. Vedo io a voi mi capisci un po'. Io non capisco come un malato da puntata potti pesci. Ma quando malato? Chi dalla Brasile si è muccao? Un chilo di spaghetti, un chilo di salsiccia, un chilo di pane, un lisi vino e all'uomo stavo in bocca. Non ci sono. Io resto all'orecchio. Ma siamo sicuri che quello che voi dite non è uno scherzo? Ma dassi, che a mia mamma mi insegnava buono e temunato di Dio, e io non sogno non ne sai giudire. Perciò voi dite
che il signor Palazzotto non è malato. Ma malato, io abbiamo fatto malato perché ci hanno mancato i roppi. I roppi l'aveva unito con queste maschere, capisci? No. La vista era bruciata, tutto quanto come a Cannavaro essere bruciata. Quindi l'ammalato che non è malato. Ah, giovanissimo, dottore! Lei non ha risbagliato tutta la vera professione. Lei invece di fare dottore, poteva fare un rappresentante, un dictatore. Mi falegniamo e ci veniamo meglio, così almeno faceva vedere che va poi più. E le medicine, le pillole. Tutte cose in processo. Un processo. E se come sciumore ci dava pure l'acqua, tu ci dici di acqua sciumore. Va. Dato che non ci lo mai, ma quando torno lo voglio visitare. L'aio o dall'aio sul diritto. Sempre se si fa visitare io, dottore, per me Deve farsi visitare. Io sono il suo medico curante e non posso essermi sbagliato. Il signor Palazzotto è affetto da una grave miocardio coronarosclerosi diffusa a tutto il sistema di conduzione ventricolare. Il tutto complicato da un grave scompenso di tipo respiratorio. Come si suol dire in latino, core polmonare, un volumen cordis acutum. Spacciolici un pezzo di Ci hai messo? ci rubato abbastanza. E lei a quanto siete la signorina? Un bacio cappellano, un ne. Ah, un bacio cappellano c'è che lei non c'è, nessuno. Oh, nesciuto è loro aspetto. Ma ci giocavano? Molto sogno. Signorina, saprei componisse una ricchicetta perché se vedo bacio cappellano che mi scomuna capita. Ah, mi scomunica. Sì. Tanto piacere. Oh mamma. Signorina. Signorina, che dite? Non si fuma! E io fumo, se vedete stupa a facete più su pizza. Non è che uno scopo un fumo caro mio e ce ne voglio una sottate. Quanto c'è? Oh, per la masura! Passate quando arrivate! Ma che la trovo io che fuma con la paura di vivere? Chi? Un chilo dell'altro umane, tu ne. Ma non la marito! E questa qui è lei che mettiamo fuoco in un giubbello! E scatesciamo la montagna! Qui si sta bomba di tamburella sentata a mezzo dell'uretto! Questa qua oggi stava dicendo io, ne diamo una casa di fumo! E poi dice che aspetta, sono venuto cappellano! E me l'ha avuto un cappellano, si rotto la scassa della marretta. Allo paese cappellano, aspettate! Ah, che è moda! Ma quella nuova, chi sta uso cinemello non ci mantiene un minimo, però quando Ma che fatti così incuriosita? Ti sembra una delle sette meraviglie? Piano tardi ci dà circolare pesce! Ma la capisce? sapete una volta l'hai visto tuoi? Ma voi che siete benedette dello nipote mio padrino? Non vi capisco. E che non mi capisce che io parruccia nera? Signorina, da una mente la dici che stava a confessare con Bacio Cappellano? Ma no! Lui si deve confessare con me. Questa papà, ciao, se vengo sbordato! Ma così da voi che a me non potete essere a confessare con voi? E poi mi siete raccolti. Quindi stava a confessare. Gesù, Giuseppe e Maria che mi senti di miei figli e a una pareonna che da sta casa non c'è più l'anatema. A mia sto faccenda mi fa puzza da broschiato! Stai aspettando mi chiama a chiarire in certe circostanze. Dopodiché sono sbrigato un po' se la va a sbrigare. A me chiarire a questione di fazzoletti. Ah, vedo quando mi dice sta Marietta che non mi può Un fazzoletto! Sì, proprio quello. Che un fazzoletto! Questo fazzoletto lo vuoi
Trieste. Sì, proprio mia. Spiegatemi sta come ci fa io sto pazzo non te la donna che non potevo fare? L'ho voluto per forza al carnevale, l'altra sera. Me ne pure, a carnevale non ci credo. Ah no? Sto nipote era un vizioso qualunque, che prima mi fece alzare in rovvisura, mi baciò per forza e si è portato via il mio fazzoletto. Oh, Maria. Sono nipote era un piano fragile. Vada a come parlare un caffè, ci siete voi e tutta la vostra scipa, guarda qua! Io di qua non me ne vaio. Aspetta il prete, devo parlargli. Voi di qua, se volete nascere, chi vi possa vedere, nascete subito, se no vi faccio nascere la popolona. Io di qua non mi scudo. Aspetta il prete e poi aspetto il mio Luigi. Sì, a Luigi ci aspettate. Catarino, me l'ha dato una picca d'aiuto quando hai stato fuori da cosa. Mi ha picchiato un naso, e non mi dico naso. Basta camminare, non va bene! Senti che la strada mi fa da ciò che fate, mi sto avvertendo. Signorine, lei stava da pentola a Mamutova, ciao! Lasciatemi! Aiuto! Lasciatemi! Villana! Lasciatemi! Stavo finocchio! T'assassina! Ti volevi lasciami! Ha salvo la zappola! Ma come Donna Venna, facci sto buono, quando accendo di gisto, mi chiama Banco per la testa. Però non ne potevo bambino, se la fa con la bagaglia. No. Sant'Omo dove sono i nipoti, da stato scusso non c'è giasso. Mi sembra che tutto me non c'è casa. Riesta che c'è casa. Io non so, però sul buono mi stiamo dove sono i nipoti. Padrino, non c'è giasso, e da volta io non me la finisce. La malanova da femmina ha parlato di Barreto. Era un marito mio, un bambino onesto. Questa è una cosa troppo complicata. E questo parliamo. Sentite, non come faccio il rumore, ma a caso. No, aspetta, no, ma non vale, così io penso la posso dare i miei tutti i lati. Sì, così è caro. Giusto a continua, ragazzi. C'è stato caintrato una figura tutta opportunata. Che paria di la stampata nelle scurtelle del garretto. Se soltanto su muore tutta scurpista che se lo dicono il richiamo di sopra. Ma fumava che ci riusciva un fumo di rinascite. Diceva questo malandrino. Con l'uomo so essere tu malandrino te. Dice che tu lasciassi la tennista piglione. Che ci vediamo sto fazzolettone. Che ci dà sto novazone. Risciazzaste la vestina. Spiegami come si sta facendo. Perché si este quello che penso. Stavolta ci puoi fare una mista cantata non se lo do. E resto vedova a pitta bene. Anzi, ma chi ti hanno fatto tutti? Chella. Oh, zia, chi è una famiglia di spostati? E per te chiudere in quelli. Sono fissate che mi hanno dato fastidio. Oh, inventano tutto per scippare sopra. Sa fare un tutto, che addirittura mi hanno minacciato di se non hanno 12. Ma davvero me lo dici? Sul serio, zia, sul serio. Ma ti prego, allora lo faccio lo turno, come ti faremo dalla sacuna della domenica? Zia, a chiesa non è casa tu. C'è sono gente di tutte le maniere. A ciò come fu fatto, qualche sbandata di chieste, vedi la donna che ha pensato di uomo, e che ci mette tutta sacchetta, tutto quello che ci pare e piace. Se potessi essere pure bello. Ore,
hai strastagliato una corda da capo a bene. Cammina, guarda, non guardare dalla sapante. Ma basta, zio, ormai tutto è finito. Quello che è stato, non se ne parla più. E possiamo si senta qua e non si sposta. Giusto, diceva. Ma come ti hai seccato a mettere dopo che è stato malatone? Ma come vuoi lasciare che io devo carusa? Oh, vediamo ancora. Quando cammino in strada, l'uomo si muovono. Te devi sempre valutare. Oh, che razza di capuzzoni! Me l'ha tenuto sempre capuzzoni, e che razza! Ma t'attacca all'anca a me, non te la succhioi! Veniamo a lavorare, va! Ma basta, zia, basta. Ormai il miracolo è completo. Siete ringraziati del lodato Gesù Cristo. Ora sempre sia lodata e ringraziata. Rispondo pure con la a Dio ora di Gesù lo fece un miracolo, anzi a Dio è dicchioi! Non disse lo fece la Madonna, io la Madonna io regalo. Sì, tutte e due. La Madonna per intercessione di Gesù Cristo. Ma questo è un pezzo spiccato che sotto il giro tutto il mondo stesso non c'ho! Ora veniamo, va, basta, veniamo! Prima che si imbrogli cose non so, da Monini! A Monini, non andiamo. Ma no, zio, ormai me ne andate domani, stasera si brinda insieme. No, Vincenzo, passiamo a farmi andare perché sta diventando un cielo nero, guarda che non lo dice solo, si sta buttando un malo tempo che tu non hai da dire. Ma che dici sta pazzo che c'è un cielo che pare non solo lavato e stato fresco? Allora, c'è la biancheria davanti, con forza, non lo dici. Che c'è? C'è da farci la carne in una marana. Questo dice di sopra. Che sono i pazzi? Sì, basta, zia, ora facete una cosa. Me ne andate davanti perché ora mi sbrigo. No, è una cosa che mi appartiene e me la sbrigare io. Da parte da te, che ci sa secondo? Ma che ci sa? Perché io ho figlio di mio frate, tocca a me a difendere il figlio di mio frate e poi non è giusto che si calpeste l'onorabilità di un sacerdote. Ma no, zia, me ne andate davanti che ora cerco i convincioni, ma lui. No, ma disse che è una cosa che mi appartiene e me la vedere io, forza. Dai, andate bene da panna e non mi uscite se non prima pigliamo. Oh, no, frio! Non te conoscia tutta sta maloncioneria io! Non ancora da dire, non ho visto niente ancora. Ma mezza la voce combina se la dovesse vedere cogno! Sì, non riuscite sempre a pigliare io, forza, se siete bene. I balancini, ecco tutti i balancini, i balancini. Poverino sfortunato io! Il Durio! E sono un sé! Ma io ho un caso io! E dopo che ancora un tomo come a me, l'antico, mi sono ammazzato la vita! Non potrò avanti un giorno che ti sto portando! E
ragazzo morto. Ma pare che non è morto. Ma se fa quello che si muori, non mica muori. Dici tu. Andiamo lui. No, fammi convincere un po'. Fatica. Da cosa di sante sei? E può essere che sto galantomo morto arriva a che bravo. Ma non morire che si vedono non taccono, capisci che ti taccono? Andiamo. Va bene, va bene, va bene. No. No. Tu. Contrattura muscolare! No, io sacroleggi, ne faccio a 100.000. Non ti fate perfetto, non morire morti. No, io la faccio! Perché io almeno saggio sì del morto, ma mi sta pigliando per fissa. Non vedi Luigi morto e non vedi. Se vedrai, così del morto. Io ho fatto un sacrolegio. E tu non senti niente, ma io almeno non ne voglio bene da te spazio. Andiamo, Luigi. Andiamo. Sei tu fa? Sì. Cosa c'è tu vedo fa? Ma sto lordo, San Pantano che non si lava. Ma che dici? Sempre bucce, andiamo. La sei tutta per ragione tu. Ma se non sei morto, vada che la presto tardi, non cominciamo strada. Allora io dice palestra e me la prendo con un doggiolè. Minchia, non lo so tu.
mi fa